È tutto pronto allora per questa quarta corsa, prima riservata alle Amazzoni. Ripetiamo lo schieramento: Velox Mail, Vaclav Lux, Volpelli, Wet Raffel, Velvet Lux, Sergiti in prima fila, Bebop C, Belvajet, Vertigo NP, Ritz B, Valentes F, Brios in seconda, in terza My Love Zen. Vediamo le fasi di lancio. Dall'esterno è molto veloce Sergiti, che conquista in breve la testa e parte bene anche dalla seconda fila Valentes F. Intanto Sergiti ha preso subito una decina di metri di vantaggio sui rivali, con Velox Mail che cerca di rimanere lì in seconda posizione davanti a Vaclav Lux. Più indietro c'è Wet Raffel, intanto all'esterno è già Valentes F che si profila sui primi e prova ad avvicinare Sergiti, che comunque va via a discreta andatura, completa il primo quarto di gara in 36, in vantaggio dunque Sergiti, all'esterno quello che è il favorito Valentes F, lungo la corda rimane Velox Mail, poi Vaclav Lux seguito da Wet Raffel, mentre al largo c'è anche Brios che segue direttamente le mosse di Valentes F. In vantaggio dunque Sergiti fin dalle prime battute, gran lancio dall'esterno della prima fila, ora controlla Valentes F, mentre lungo la corda rimane Velox Mail davanti a Vaclav Lux, all'esterno c'è anche Brios e anche Wet Raffel ha spostato in terza pariglia, più indietro c'è Bebop C. Chilometro completato nell'ordine del 1:16:6, in vantaggio Sergiti, per il momento non si lascia avvicinare, Valentes F arriva al sediolo. Alla corda invece Velox Mail sembra un po' in difficoltà, all'esterno c'è Brios che segue direttamente Valentes F a 400 dalla conclusione. Cavalli che affrontano la curva finale con sempre Sergiti e Valentes F alle prese, si avvicina anche Brios che si lancia in terza ruota al completamento della piegata, perde leggermente il contatto invece Velox Mail, entra in vantaggio Sergiti in testa a 150 dalla conclusione, avanza con decisione Brios. Nel finale Brios passa per concludere netto vincitore e la lotta per il secondo posto vede emergere a centropista Belvajet che regola Sergiti. La vittoria quindi per Brios e Giulia Deschi, che guida in schiena a Valentes F e poi scatta sul finire della piegata conclusiva. Un'ottima guidata quindi di Giulia Deschi, che vince, si assicura questa prima prova riservata alle Amazzoni, secondo posto che è conquistato da Belvajet, che sul traguardo ha ragione del leader Sergiti. Bella corsa comunque, vinta nel finale dall'allungo di Brios, Giulia Deschi in sediolo, Andrea Vitaliano al training per conto del signor Marino Stradaioli.